L'assessore all'ecologia Nello Amel ha anticipato come sarà modificata la tanto contestata ordinanza sindacale che aveva imposto nuovi e per molti improponibili orari di conferimento dei mastelli, oltre che alcuni specifici obblighi rispetto ad esempio al colore dei contenitori stessi. Modifiche alle regole che avevano provocato valanghe di polemiche che a loro volta avevano costretto Amel a convocare un incontro con i cittadini nel quale aveva in pochi minuti ripudiato l'ordinanza. Secondo quanto annunciato invece adesso sarà eliminato il limite delle ore 23 per l'esposizione dei mastelli e carrellati, ma solamente per le zone della città non interessate da particolari flussi pedonali turistici. Significa che l'obbligo rimarrà ad esempio al Viale della Vittoria, a Lungomare Falcone e Borsellino e in Via Atenea. Per quanto riguarda i colori dei mastelli, il Comune derogherà al vincolo cromatico, ma sul contenitore dovrà essere scritto quale materiale contengono. E chi ad esempio ha ricevuto 3 mastelli su 5 dovrà ingegnarsi per scrivere sopra i contenitori a turno il materiale conservato. E intanto sabato scade l'attuale appalto, dalle lunedì si rischia lo stop del servizio di raccolta.